Grazie, buongiorno a tutti. Siamo felici, il mio collega, il dottor Volpi, purtroppo non ha potuto partecipare oggi, ma nella nostra unità siamo molto felici di partecipare a queste attività che hanno poi un impatto sul territorio. Ehm, come introdotto, noi qui siamo un'unità un po' speciale all'interno di DG Clima, siamo un'unità che si occupa di foreste, di terreni, di agricoltura e allo stesso tempo anche poi di industrial carbon removals. All'interno di questa unità oggi io mi occupo principalmente di carbon farming all'interno della catena agroalimentare, vengo anche dall'industria agroalimentare. E oggi vorrei darvi una breve introduzione sul quadro di riferimento Carbon Removals and Carbon Farming e sul regolamento relativo che è stato pubblicato lo scorso anno. L'idea è quella di darvi i tre elementi principali, i tre pilastri principali di questo quadro di riferimento che al momento stiamo attuando e allo stesso tempo di invitarvi a porci sempre più domande e, diciamo, fornire esperienze pratiche sulla base della vostra esperienza sul territorio, sia nello scopo, diciamo, di questa conversazione, di questo dialogo che abbiamo oggi, ma anche per iscritto, nel momento in cui siamo in questo momento molto focalizzati sull'attuazione di questo quadro normativo completamente nuovo. Ma senza ulteriori elementi di introduzione, credo che possiamo passare alla presentazione. Io la vedo online, quindi credo che possa essere visibile anche eh, nella vostra sala. Giusto? Sì? Ok, allora possiamo andare alla slide successiva. La Ehm, vediamo benissimo. Benissimo. Quindi siete voi a gestire la presentazione, vi dirò solo di andare alla slide successiva così possiamo continuare. Lei quando oggi dice come cambiare, noi Sì, ok, molto brevemente la seconda slide, come detto, questo regolamento è stato pubblicato alla fine dello scorso anno. Il processo attraverso il quale abbiamo lavorato su questo regolamento è stato un processo piuttosto inclusivo per quanto riguarda il dialogo con le parti interessate e l'unità di cui faccio parte ha stabilito questo gruppo di esperti con il quale ha continuato il dialogo sia diciamo, nella stesura del regolamento, ma soprattutto nel lavoro che stiamo facendo e che è in corso di finalizzazione sull'attuazione del regolamento stesso attraverso diversi canali di legislazione secondaria con i quali intendiamo attuare questo regolamento. Nella prossima slide, se potete cambiare la slide, nella prossima slide è una molto breve introduzione su quelli che sono i tre pilastri principali del regolamento per carbon removals e carbon farming, quello a cui noi facciamo riferimento solitamente come CRCF. E sono i tre che vedete su questa slide. Da un lato, l'attuazione è molto focalizzata su l'implementazione delle metodologie, che è il primo pilastro. Queste metodologie sono ehm, al momento nella fase finale. Vi dirò più dettagli su quando le metodologie verranno effettivamente poi pubblicate, ma le metodologie si riferiscono al quadro di riferimento relativo a questi quality criteria che sono stati stabiliti all'interno del regolamento, che riguardano la quantificazione, l'addizionalità, la responsabilità e la sostenibilità. Sulla base di questi criteri sono stati poi, io sento dei rumori di sottofondo, non so se sono delle domande
ho delle interruzioni. Però se avete qualche domanda potete tranquillamente interrompermi. Sono molto felice di avere un dialogo. Ehm, quindi il primo pilastro riguarda i quality criteria e l'attuazione attraverso il dialogo con il gruppo di esperti. Il secondo pilastro è il processo di certificazione attraverso il quale la Commissione riconosce eh, i certification privati che pubblici. L'idea di questo piano regolatorio non è quella di reinventare completamente il sistema attraverso il quale i crediti di carbonio vengono poi riconosciuti sia all'interno di carbon farming che carbon removals, quanto piuttosto quello di riconoscere quello che è già esistente sul mercato e creare uno standard europeo che possa sostenere la fiducia dei mercati all'interno di questi mercati volontari per quanto riguarda le quote carbone, soprattutto nel settore di carbon farming. Quindi il secondo pilastro riguarda il riconoscimento di questi certification scheme, sia privati che pubblici, che sono già esistenti, e il terzo pilastro, ugualmente importante, riguarda la creazione di un registro entro il 2028 sul quale ci possa essere una trasparenza e una visibilità di quelli che sono i certificati che sono stati creati sul territorio europeo. Se non ci sono domande, passerei alla slide successiva in cui cerchiamo di mettere un po' in luce quello che è il primo pilastro di questo quadro regolatorio, che sono le metodologie di certificazione. Per quanto riguarda le metodologie di certificazione, abbiamo diviso il lavoro in tre parti all'interno del regolamento CRCF. Il primo è quello che è più interessante nello scopo di questo dialogo che abbiamo oggi, che è carbon farming. All'interno di carbon farming ci sono tre metodologie separate che sono in corso d'opera. La prima riguarda l'agricoltura, quindi soil management e agroforestry. La seconda riguarda afforestation, quindi afforestazione, planting of trees, e la terza riguarda le torbiere, quindi rewetting of peatlands. Questo per quanto riguarda carbon farming. Poi ci sono due metodologie separate. La prima che riguarda come il carbonio possa essere poi stoccato all'interno di prodotti che hanno una lunga vita, una long shelf life, come quelli che vanno per esempio all'interno delle costruzioni, quindi con un riferimento soprattutto all'utilizzo di materiali derivati dal legno all'interno delle costruzioni. E la terza metodologia, che è quella sviluppata perché siamo ready, al momento in fase di finalizzazione di questa metodologia, che riguarda i permanent removals. I permanent removals sono soluzioni più industriali e rispetto a carbon farming e anche carbon storage in buildings, la differenza è che sono considerati come removals permanenti piuttosto che temporanei. E questo è il primo pilastro della certificazione. Possiamo procedere con la slide successiva, con il secondo pilastro, che riguarda il processo attraverso il quale i certification scheme vengono riconosciuti dalla Commissione. All'interno dello scopo di questa conversazione non andrò in ulteriori dettagli. Quello che vorrei sottolineare è che attraverso un atto esecutivo, quindi un GACS, quindi ancora una volta legislazione secondaria, la Commissione intende verificare e riconoscere i certification schemes, che saranno poi coloro che avranno un registro delle attività che avvengono sul territorio. I certification scheme ovviamente dovranno avere degli external auditors e l'intero processo verrà poi l'integrità dell'intero processo è garantita dal fatto che la Commissione all'interno di questa legislazione secondaria ha stabilito una serie di criteri. Anche questo atto d'attuazione
è stato recentemente pubblicato e lo trovate sul nostro sito e anche qui muoviamo nella direzione di creare opportunità per quelle che sono le realtà già esistenti che presentano poi delle caratteristiche idonee poi a certificare quelli che sono le unità di carbonio che rispettino poi tutti i criteri stabiliti dal nostro regolamento. Il terzo elemento, se andiamo alla slide successiva, il terzo pilastro, è sicuramente il registro. Il registro è importante, come detto, all'interno del regolamento è stabilito che il registro debba entrare in vigore entro il 2028. Il registro deve fornire trasparenza e visibilità su tutte le unità che vengono generate all'interno del territorio europeo e al momento stiamo utilizzando due progetti europei particolarmente rilevanti finanziati all'interno della missione Healthy Soil all'interno di Horizon Europe che volevo in qualche modo sottolineare e porre, diciamo, attenzione perché sono particolarmente rilevanti in questo momento per noi, che sono Cafamore e GCA. Entrambi i progetti ci aiutano a sviluppare un monitoring, quindi più preciso delle attività che avvengono sul territorio e quindi poi ad avere un registro che possa essere più solido. Andando poi all'ultima slide, vorrei presentarvi un pochino qual è la nostra agenda e qual è la nostra timeline per i next step. Sicuramente, come detto, il regolamento è entrato in vigore alla fine dello scorso anno. Nel 2025, entro la fine dell'anno, ci sarà l'adozione delle metodologie per i permanent removals e, come detto, anche l'adozione delle ehm, regole specifiche per il riconoscimento dei certification schemes e già nei 6 mesi del 2026, quello che è più importante sottolineare oggi, ci sarà poi la pubblicazione finale delle metodologie per carbon farming, inclusa quella molto rilevante nello scopo di questo dialogo oggi, quella per l'agricoltura. Quindi, una volta che queste metodologie entreranno in vigore, ci sarà la possibilità poi di generare per la prima volta i CRCF credits, i CRCF units, e questo darà avvio a quello che noi speriamo sia il primo EU-wide market for carbon farming. Nel corso del 2026 valuteremo una revisione già del regolamento di CRCF al fine di ottemperare ad alcune delle esigenze che negli scorsi 2 anni sono sembrate più rilevanti per quanto riguarda soprattutto il settore di carbon farming. Il primo elemento riguarda un'area in cui io personalmente sto spendendo molto tempo, che è quello che riguarda gli allevamenti, cioè le emissioni per quanto riguarda enteric fermentation e manure management attualmente non sono parte dello scopo del regolamento, ma stiamo valutando se includerle nello scopo del regolamento e una metodologia pilota verrà presentata nel primo semestre del 2026. Allo stesso tempo ci rendiamo conto che le unità che verranno generate poi attraverso questo regolamento debbano poi funzionare per tutte quelle aziende che investono nella riduzione delle loro emissioni, soprattutto quelle derivanti dall'utilizzo dei terreni, e in questo senso stiamo valutando alcuni cambiamenti specifici che potrebbero riguardare, insomma, l'allineamento con standard internazionali come il GEG Protocol e Science Based Targets Initiative. E come detto, poi nel 2028 ci sarà l'inizio del nostro registro. Quindi mi fermerei qui per il momento. Se ci sono domande, sono felice di rispondere a quelle a cui sarò in grado di rispondere, e allo stesso tempo vorrei rinnovare l'invito ad una partecipazione e ad una collaborazione che
Noi stiamo veramente cercando, soprattutto per le aree in cui possiamo imparare da esperienze concrete dai diversi territori europei. Vi ringrazio. Grazie, grazie al dottor Sicuro e anche a tutto il gruppo della vostra unità che per diverse cose conosciamo in progetti comunitari e vari momenti. Io vorrei fare una domanda che poi magari penso che ci poniamo tutti, no? Lei parlava che questo è un po' il percorso per i crediti di carbonio. Noi ci chiediamo, per le vostre conoscenze e dal vostro panorama, cioè secondo lei quali sono i tempi e se veramente si potrà creare un market dei crediti. È una domanda molto rilevante. Il fatto che noi abbiamo creato una metodologia, infatti, non assicura poi che ci sia domanda per queste unità e per questi crediti che possono essere generati seguendo questa metodologia. E in realtà, proprio per ottemperare, per rispondere a questa esigenza, stiamo pensando a quelle che possano essere degli approcci volontari per stimolare la domanda di queste unità di carbonio e quindi sostenere gli agricoltori che intendono poi adottare le pratiche di carbon farming, di agricoltura rigenerativa, che poi danno la possibilità poi di stoccare effettivamente carbonio e generare queste unità. Per fare questo abbiamo incluso una nostra prima idea all'interno della strategia per la bioeconomia che è stata presentata proprio questo mese dalla Commissione europea. Una delle idee che abbiamo in mente è la creazione di un buyers club. Cioè, l'idea è quella di fornire un elemento di aggregazione di quella che è la domanda dei crediti di carbonio, soprattutto quando si pensa all'agricoltura, quelli derivanti dall'industria agroalimentare, in una partnership tra pubblico e privato in cui effettivamente sia la Commissione europea che gli Stati membri possano eventualmente, qualora ci sia la disponibilità, fornire una parte di investimento pubblico che possa affiancare gli investimenti privati proprio per sostenere la domanda di queste unità di carbonio. Quindi quello che lei ha sottolineato è sicuramente un elemento rilevante che è l'attenzione, diciamo, di questa unità e del lavoro della Commissione e che in questo momento con le risorse che abbiamo a disposizione stiamo cercando anche di rispondere a questa esigenza. Grazie, veramente utilissima questa cosa dell'aggregazione di crediti carbonio, soprattutto in Italia dove lei sa, maglia poderale, comunque il nostro territorio, no, è così frammentato a livello che c'è una necessità perché pensiamo che non so, 2, 3, 4 aziende in Italia potrebbero in qualche maniera fare market dei crediti se non mettendosi insieme e avere quindi un punto di aggregazione. Quindi pensiamo che questo sia veramente utile. Se è possibile, rispondiamo anche ad una domanda che ci viene in chat Sì. dal collega dell'Ore, quindi l'agenzia della Sardegna, se riesco a leggerlo. Che Sì, la vedo dice anch'io, la vedo Tommaso anch'io. Lezza, non so se lei lo legge, comunque Sì, sì, possono sì. entrare crediti di carbonio le superfici utilizzate come pascoli permanenti, penso che comunque l'abbia già detto, però adesso ce lo ripete, grazie. Sì, allora rispondo molto brevemente sì. Per quanto riguarda quello che noi chiamiamo all'interno della metodologia Extensive Livestock Farming, quindi i pascoli che vengono fatti all'aperto,
e superfici utilizzate come anche pascoli permanenti sono già incluse all'interno della metodologia per l'agricoltura, che verrà finalizzata, come detto, nei prossimi 6 mesi. Per quanto riguarda la futura eventuale metodologia per livestock, che noi chiamiamo che dovrebbe includere enteric fermentation e manure management, quella invece si valuterà se includerla nello scopo del regolamento alla fine dell'anno, perché al momento non è correntemente inclusa all'interno dello scopo del regolamento. Ma tutto quello che viene fatto nella gestione di grassland con grazing è già inclusa all'interno della metodologia per l'agricoltura. Benissimo, è molto chiaro. Non so se qualcun altro in sala vuole. Prego, guarda, scusate, bisogna che veniamo qui perché altrimenti non si vede. Presente io sono. Buongiorno, Marco Modessaletti, CS4 Certificazioni. Solo una curiosità, intanto complimenti, molto interessante la presentazione, grazie, ci ha fornito credo insomma una serie di elementi importanti. La domanda riguarda specificatamente la metodologia per la gestione forestale sostenibile. Nel senso che dalle slide che lei ci ha presentato mi sembra di aver letto che state mettendo a punto una metodologia specifica anche per la gestione forestale sostenibile. Questo tipo di metodologia a volte in presentazioni che abbiamo visto ufficiali compare, a volte scompare, quindi la domanda era se è confermato che state lavorando anche su questo, perché come sa, insomma, a livello diciamo, nazionale ci sono le linee guida interministeriali che stanno già mettendo in vista tutta una serie di criteri e di elementi e quindi capire poi come l'evoluzione sarà possibile. Grazie. Sì, domanda pertinente. Io, come menzionato, all'interno delle metodologie su cui stiamo lavorando adesso per carbon farming sono 3. Quindi quella che sta arrivando addirittura d'arrivo è la metodologia che noi chiamiamo planting of trees o afforestation, che riguarda afforestazione. Per quanto riguarda la metodologia per improved forest management, che riguarda quindi la gestione sostenibile delle foreste, è una metodologia su cui lavoreremo nel corso di quest'anno. Quindi ci stiamo lavorando, è in corso d'opera, però rispetto a quelle esistenti non ne ha raggiunto ancora lo stesso grado di maturità, ma è in corso d'opera. E anche lì ci saranno una serie di opportunità attraverso le quali noi consulteremo le parti interessate e quindi ancora una volta è un invito a seguire il nostro lavoro. La nostra unità ha anche una newsletter alla quale tutti possono iscriversi ed avere accesso, oltre al nostro sito che teniamo aggiornato costantemente. Per quanto riguarda un altro elemento, fino al 19 dicembre è aperta una consultazione pubblica sulla potenziale futura metodologia per livestock. Quindi ora un invito a partecipare eventualmente a questa consultazione, perché stiamo cercando veramente di rispondere a quelle che sono le domande principali che per ora riteniamo siano più rilevanti in questa fase di design anche della metodologia, ma c'è anche all'interno della consultazione la possibilità di condividere esperienze specifiche, perché alla fine della consultazione si può fare un upload di papers, di progetti specifici che verranno poi consultati al fine della preparazione di questa metodologia per livestock. Ok.